hanno veramente lavorato per la raccolta dei rifiuti. Siamo felici. Siamo felici oggi. Un piccolo passo è stato compiuto. Ovviamente sono qui per ringraziare tutti quei cittadini e quelle donne libere di Sardegna che sono volute venire a darci una mano in questo lavoro che può sembrare facile, ma vi assicuro facile non è. Da ragazzina mi ricordo sempre questa canzone che mi ha seguito per tutto l'arco della mia vita fino ad oggi. Il popolo unido non sarà mai finito. Il pueblo unido jamás sarà vencido. Quindi cosa dobbiamo fare? Noi vogliamo ricompattare il nostro popolo e allora questo è un mezzo per affermare la nostra sovranità, per dire alla gente che la Sardegna è un'isola bella, è un'isola dove abbiamo tanto di quel sole, ma se proprio dovessimo aver bisogno di energia, ma abbiamo il sole. Quella è l'unica energia nucleare che noi vogliamo utilizzare. Quindi vi lascio e chiaramente il nostro lavoro non è concluso, perché oggi consegniamo le firme, ma il nostro lavoro comincia da domani, parlare con la gente, spiegare cos'è il nucleare, ma soprattutto spiegare che le scorie sono la morte del pianeta. Perché nessuno scienziato ad oggi è riuscito a renderle inoffensive. Quindi noi non vogliamo essere i predatori del futuro dei nostri giovani e dei nostri figli. Grazie.